buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con Erte Teatro e Scuola per la presentazione e l'approfondimento della rassegna Piccoli Palchi. È una pillola di approfondimento appunto sulla stagione, sui protagonisti, sugli spettacoli, perché è vero che è un momento virtuale, però è a sostegno di qualcosa di pulsante, di vivo, che poi vedremo proprio sul palco per i nostri ragazzi e per gli adulti che li vogliono seguire. Io consiglio di seguirli perché veramente sono delle cose eccezionali, dei momenti in cui possiamo conoscere meglio l'arte e noi stessi. Oggi in questo momento abbiamo un amico che è Valentino Dragano, che ci ha presentato e ci presenterà il suo lavoro Pulcetta dal naso rosso. Grazie di essere con noi, Valentino, attore, regista, compositore, musicista, polistrumentista, ho letto nel sito. Però a parte questo, potresti dirci qualcosa tu, chi sei, cosa fai e dove vai? Allora, beh, io sono tutte le cose che hai elencato, intendo dire che mi riconosco in quelle, soprattutto perché mi piace fare moltissime cose, sono curioso veramente di tantissime cose, anche extra teatrali. E niente, la compagnia si chiama Cosmo Comico Teatro, esiste dal 2007, anche se io faccio teatro dal 94 praticamente, ero veramente un ragazzino. E ho avuto la fortuna di conoscere grandissimi, e non esagero, grandissimi maestri che mi hanno davvero istradato. E, e niente, quindi da molto tempo faccio teatro, mi sono occupato di teatro di strada, teatro per il serale e poi soprattutto tendenzialmente, ma non sono negli ultimi anni, fino all'inizio, di teatro per l'infanzia, che considero comunque diciamo, il posto migliore dove stare per quanto mi riguarda. E come mai hai deciso di approfondire questo settore del dialogo, del teatro per l'infanzia? Allora, posso dire una cosa come dire, che parte con la parte emozionale e una cosa invece proprio di biografia. La cosa emozionale è stato che il primo spettacolo che ho visto di teatro ragazzi, io avevo tipo 20 anni e non frequentavo proprio per niente il teatro, però mi ricordo che in questo spettacolo c'erano 400 manine che alla fine dello spettacolo hanno battuto le mani così, con un bassissimo, ma 400 diventava veramente un suono stupendo. E a me questa cosa mi ha impressionato tantissimo. Mi ha impressionato tantissimo il legame che si creava tra il palco e la platea, molto più degli spettacoli serali che vedevo. E quindi questa è stata proprio la prima emozione rispetto a questa cosa qui, ma non avevo ancora scelto di intraprendere di prendere questa direzione. E poi invece sono stati appunto i maestri, i grandi maestri che ho avuto, che mi hanno piano piano e anche un po' forzatamente, perché non ero molto convinto, mi hanno spinto in questa direzione. Li devo ringraziare molto, direi. Immagino che sia stata un'epifania, È perché stata dal un'epifania nulla. perché era tutto lontanissimo proprio dai miei, non dico dai miei sogni, ma certamente dalle mie aspirazioni, dai miei parametri di vita. E invece mi hanno veramente illuminato la strada. A parte l'emozione, insomma, iniziare a lavorarci significa confrontarsi con un pubblico che è abbastanza distante per età, per tempi attentivi, per modalità comunicative, insomma, com'è che hai superato o ti sei formato per andare incontro a loro? Ma sicuramente i primi tempi era durissima, durissima intendo dire che è stato proprio difficile abituarsi non solo allo stare in scena, al ritmo e a tutto il resto, ma anche proprio nel momento in cui ho cominciato a scrivere gli spettacoli, anche la scrittura. Ehm, Allo stesso tempo è stato ed è un lavoro pieno di esperienza, cioè proprio centellinando le cose che funzionano, le cose che non funzionano, il mio modo di rapportarmi al pubblico, il loro modo di rapportarsi a me, come cambiano i bambini, perché comunque in 25 anni i bambini sono cambiati moltissimo. E registrare tutte queste cose nel lavoro che faccio è, diciamo, la, la molla che mi spinge a continuare, perché è la parte più interessante del lavoro che faccio.
Dicevi, questo, scusami, sì, prego. rispetto all'infanzia sta proprio nel fatto che per me il teatro e il teatro per l'infanzia mi ha insegnato a divertirmi sul palco, cioè a giocare, proprio come i bambini giocano con i videogiochi, io gioco sul palco, e lo dico in senso più che positivo, anche se è molto abusato dire gioco sul palco, eccetera. E a me piace giocare davvero, nella scrittura mi piace giocare davvero, mi piace giocare molto con i bambini attraverso la rappresentazione teatrale. Da pubblico, insomma, sono abituato a pensare all'onda che arriva dal palco a me, però, come dici tu, c'è di rimando un'onda emotiva che arriva a te, a voi, quindi voi imparate, sentite qualcosa quando siete sul palco. Assolutamente, l'onda è reciproca, nel bene e nel male, anche nelle mattinate dure, però anche quelle mattinate dure insegnano molto, e c'è scambio comunque. Ecco, questa è la cosa più bella, c'è scambio comunque. Io di repliche posso dire, però com'è andata così, non ne ricordo sinceramente. Proprio anche per le domande alla fine, per la relazione che si crea sotto il palco, magari solo salutandosi così, e la sensazione che ho è che è stato importante vedersi a fare quella cosa lì, non a fare un'altra cosa, a fare proprio quella cosa lì, quello spettacolo lì, a fare teatro in quel modo lì. E quindi per me questo è pieno di soddisfazione. Dicevi che in questi anni, sono oltre 20, Sono 27 anni. Incredibile, incredibile. Dicevi che hai visto l'evoluzione, il cambiamento nel pubblico dei bambini. Come sono oggi i bambini rispetto a quelli dell'inizio? Ma ci sono dei dati tecnici interessanti e dei dati forse culturali, adesso forse magari esagero con le parole. Tecnici, valutavamo anche con i miei colleghi che 25 anni fa non si usavano, per esempio, i radiomicrofoni. La voce era naturale e i bambini naturalmente stavano molto più attenti perché l'attenzione era più sottile, ok? Perché devo impegnarmi per ascoltare un attore in quel caso lì, non arriva come con i microfoni, le musiche. Poi noi i primi anni lavoravamo solo con le musiche live, senza audio, senza niente. Quindi questo dato tecnico ha cambiato moltissimo la fruizione da parte di chi sta in platea, ma anche da parte di chi sta sul palco. Rispetto al cambiamento sono cambiati i tempi di attenzione, ma non voglio dire che sono peggiorati o migliorati, sono proprio cambiati nel senso che nella scrittura scenica cose che 20 anni fa funzionavano bene o abbastanza, oggi non funzionano. Intendo dire cose che potevi dire, faccio degli esempi, cose che potevi dire sul palco 20 anni fa, oggi sarebbero percepiti come o non capiti o un problema. Perché nella società comunque gli argomenti si spostano, i valori si spostano, non resta sempre tutto uguale e fisso. E quindi dire che sono cambiati non do un giudizio di valore su questa cosa. Però questo è interessante. L'interessante è costantemente sentire a chi stai parlando. Non puoi prescindere dal pubblico, ma non puoi prescindere dal pubblico dell'infanzia. Stai parlando proprio a loro in quel momento lì, perché dal punto di vista di un bambino non ci sarà un altro momento così, è il presente tutto il tempo, quindi quel momento lì è di fondamentale importanza. E quindi questo è per questo che è sempre attenti a questa cosa, capito? Sì, è per questo che un'idea di teatro che parte da un punto deve sapersi modificare, adattare in qualche modo anche ai tempi, alle persone che stanno di fronte, altrimenti è materia morta. Alle proprie aspirazioni, alle proprie capacità, e questa cosa non è mai una linea fissa così, ma paradossalmente non è mai neanche una linea che sale o una che scende, è una linea che devi saper surfare sopra le onde di questa linea, ecco. E attualmente questa linea dove ti conduce? Qual è la tua idea di teatro per i ragazzi, per i bambini? Ma diciamo una caratteristica che ho sempre messo in campo un po' naturalmente, anche magari per deformazione familiare, è il fatto della comicità e di poter ridere.
E questo per me è sempre stato importante, perché ridere è proprio un atto liberatorio sotto tutti i punti di vista. Ovviamente c'è risata e risata, e la cosa che mi piace, la cosa che mi piace devo dire che vedo quando funziona davvero tanto è perché sto ridendo anch'io all'interno. Quindi se la cosa piace, diverte e fa ridere me, piace, diverte e fa ridere i bambini. In questo legame noto che i bambini hanno un po' questa sensazione, mi considerano un adulto come non ne vedono tanti, ma non perché gli altri sono seri, però nel relazionarsi a loro è come se ci fosse un filtro in mezzo. Io sono l'adulto, che sono genitore, sono pedagogista, sono insegnante, sono questo, sono quell'altro, tu sei un bambino. Invece in quella risata lì è come un muro che si infrange e diventa un tutt'uno, e quindi per me questo è sempre stato importante, ma come dire, vedo che più va avanti, più preciso ancora meglio questa condizione di spettacolo. È un peccato. È un peccato che per i bambini il tempo della risata possa essere libero, mentre per gli adulti si circoscrive sempre di più ad ambiti che invece... Sì, è un po' così, esatto, esatto. E in questo senso è il gioco, no? Per i bambini il gioco è costante. Quindi se tieni viva la fiammella del gioco, non solo sul palco, la relazione avviene costantemente, anche nelle mattinate dure, per intenderci, che ci sono. per tutti, a Esatto, partire... sì, anche per loro, ci sono delle mattinate dure. Per Piccoli Palchi, Erte porti in scena questo spettacolo Pulcetta dal naso rosso. Volevo sapere cosa puoi raccontarci di questo. Abbiamo visto delle immagini, ne vedremo delle altre, se puoi dirci tu qualcosa. Pulcetta dal naso rosso è un lavoro che penso da decenni, ma che non ho mai avuto la forza e la possibilità di farlo. La forza perché la tendenza è che gli spettacoli prima li faccio crescere dentro di me e poi li produco all'esterno, mai viceversa. Ed era da anni che volevo fare uno spettacolo in cui tutti i pupazzi, i personaggi, le situazioni uscissero da un costume, quindi che la scenografia fosse un costume. Ci è voluto, dal punto di vista proprio tecnico, per fare il costume un anno intero, ovviamente, perché escono tantissime sagome, tantissimi pupazzi, qua vediamo il paesello con l'organetto, eccetera, ed escono tutti al costume. Però era una sfida bellissima, è stato entusiasmante infatti. E un dato interessante mi piace raccontare in questa fase storica che abbiamo vissuto e che viviamo, che è il seguente. Io lo spettacolo l'ho scritto 2 anni e mezzo fa, proprio il testo, le musiche, parola per parola, e raccontava di questo clown che perde il naso e quindi perde la propria casa, non sa dove andare, va in giro per il mondo a chiedere a tutti se qualcuno ha visto il suo naso. E l'avevo pensato pensando a quelle mattine in cui i bambini c'è qualcosa che non quadra, sono un po' capricciosi, sentono un po' così, e nessuno sa perché, neanche loro probabilmente. E mi chiedevo qual è l'immagine che per me può trasporre questo disagio. E dico, è come un clown che perde il naso. Il giorno che ritrovi il naso, ritrovi anche lo stare in quella condizione di bellezza, no? E incredibilmente è arrivata la pandemia, praticamente a debutto. E quindi questa cosa di perdere il naso e perdere la propria casa, per me, e per chi poi l'ha visto, diciamo, da adesso che si può tornare a teatro, ha assunto tutto un significato completamente diverso, che assolutamente non gli avevo dato all'inizio, e che però è pregnante, cioè è proprio la perdita del naso e la perdita dell'ispirazione, la perdita del teatro, la perdita dei propri riferimenti, del non poter andare a scuola. Cosa succede quando non so dove sono? E quindi questa cosa di ricercare il proprio naso, di ricercare la propria casa, il proprio posto nel mondo, in realtà dopo quello che è successo, malauguratamente, è diventato come uno sfondo a tutto lo spettacolo che impressiona anche me stesso, che non me l'aspettavo neanche io, ovviamente. E non so se ho risposto alla tua domanda, però... Qualsiasi risposta che abbia dato è stata bellissima, quindi
Devo cambiare io le domande in caso. E niente, quindi è come se fosse uno spettacolo per me e per il pubblico iperattuale, ma senza che si nomini mai niente oggettivamente. È come se fosse una sensazione che sta nell'aria. E infatti Quindi un la bambino realtà ha seguito te in pratica. è stato un po' così, un bambino l'altro giorno mi ha detto, dopo spettacolo, mi ha detto: ma adesso tu il naso l'hai ritrovato? E io ho detto sì, l'ho ritrovato, l'ho messo di là in camerino e adesso non lo perdo più, perché l'ho messo in un posto. E dico, adesso vai tu anche tu a casa a trovare il tuo naso. E lui dice, no, non posso perché io sono questo. E la mamma gli dice, no, ma guarda che un naso rosso l'abbiamo anche noi a casa. E lui, come in spettacolo, mi dice, ah sì, perché anch'io a casa canto, rido e ballo. Perché lo spettacolo finisce dicendo che là dove si canta, là dove si balla e là dove si ride, quella è casa mia. In poche parole, lì ritrovo il mio naso rosso, senza andare troppo in giro a cercarlo. E quindi questa intuizione è stato, ah, ma a casa, in effetti, quando canto, rido e ballo con la mamma, in effetti io il naso rosso ce l'ho, è andato via un po' così, sì, ok, io adesso vado a prendere il naso rosso. E mi immagino che sia andato a casa a giocare a fare il clown, e questo mi piace moltissimo. E quanto è bello sapere di aver dato della gioia, regalato della gioia, quindi donato agli altri un momento piacevole. Ma è bello nella misura in cui è reciproco, capito? Cioè, è quello che dicevamo prima, perché mi torna indietro, quindi è vitale, è meglio che andare dal medico, per intenderci. E quindi non è né più né meno di una medicina. In questo spettacolo, come dici tu, parli di un percorso, dello smarrimento, del senso di vuoto, in qualche modo affronti quello che può essere considerato il lutto, la separazione da qualcosa a cui tieni. Quanto è importante affrontare questa tematica di fronte a dei bambini? Ma questa domanda è bella innanzitutto perché me l'hanno fatto notare diversi amici che hanno visto lo spettacolo, di questa cosa che hanno visto ehm, questa sofferenza sotterranea che però è profondamente legata alla gioia. Ecco, siccome dico sempre, non bisogna spiegare le barzellette, o la barzelletta fa ridere, o non fare, se te la spiego non ha nessun senso. Allora, senza dire tutte queste cose, mi piace e accade che queste cose però si percepiscano tutto il tempo e quindi che lo percepiscono sia gli adulti che i bambini, ognuno al proprio livello e questo si percepisce durante lo spettacolo. E, quindi diciamo, senza spiegare troppo, è come una sensazione che sta più nell'aria, che è quello del teatro, che sta nell'aria e non sta nella comprensione intellettuale. Ognuno poi capisce come può e sente come può, io per primo. E questo lo trovo, permettimi di dire, di vitale importanza per tutti, come esseri umani, adulti e bambini. Nello spettacolo, nelle immagini che vediamo, notiamo anche l'importanza, perché sono appunto fotografie, quindi fisse, nella loro fissità notiamo l'importanza della tua mimica. Sì. La usi come chiavistello per arrivare più velocemente al cuore dei ragazzi? Guarda, io come formazione comincio col teatro di strada. Per teatro di strada intendo dire proprio come formazione intendo dire proprio come ispirazione alla formazione, parlo proprio di teatro nucleo, di Odin Theatre, eccetera, dove tutte le arti erano sparate all'ennesima potenza, cioè in strada si lavora così. E io i primi anni ho fatto proprio quello è un imprinting che mi è rimasto, quindi in scena anche la cosa più sottile ha sempre un'espressione enorme. Per espressione enorme intendo dire sempre tutto pieno, è pieno la mimica, è piena la voce, è piena le luci, è piena la musica, è sempre tutto pieno. Questo modo che io trovo il più naturale possibile, cioè non saprei lavorare in un altro modo, ma che percepisco nella reazione dei bambini è proprio un modo, è questa faccia qui che fanno così, è inaspettato, ed è inaspettato pure per me, questo è interessante. Questo modo di lavorare mi permette di
Innanzitutto di parlare di qualunque cosa, qualunque sia l'argomento, perché trovata la password, la declinazione, il chiavistello giusto, si può parlare di qualunque cosa. E secondo, perché passano moltissimi messaggi. Un mio maestro mi diceva la cosa più importante, mi diceva, no, ancora vivo, mi dice, la cosa più importante per quando io vado in scena, questo per me è fondamentale, è che chi mi guarda capisca che c'è un altro modo di vivere al mondo. Che io dico, cosa vuoi dire? E capisca che l'energia che metto in campo non è l'energia che viviamo nel quotidiano, è proprio un mondo completamente a parte, che sta dentro di noi, ma che noi non viviamo quotidianamente. Bisogna attivarla, si va a teatro per attivare quella relazione lì. E quindi questo espressionismo del fisico, del gesto, della parola, di pupazzi, come vedi in questa foto, ha a che fare proprio con quello, arrivare a quello. Ovviamente tutto questo parte ripeto, dall'imprinting del teatro di strada, dove si lavorava molto, perché molto fisicamente e molto anche iperespressionista. Ripeto, anche nei momenti sottili e delicati di uno spettacolo. Certo, in questo spettacolo notiamo un insieme di contaminazioni e l'importanza del lavorare assieme su tutti gli aspetti, il colore, le mimiche, le musiche che qua purtroppo non possiamo ascoltare. Volevo sapere quanto è importante nel teatro e anche nella vita la contaminazione. Ma io quando avevo 15 anni ero appassionato, per fare un esempio, di Leonardo da Vinci, e questo credo che sia difficile aggiungere qualunque altra parola a questo. Perché ero appassionato di Leonardo da Vinci? Perché la cosa che mi piaceva è che era lui appassionato di tantissime cose. Io sono sempre stato super curioso, ripeto, anche in ambiti non teatrali. E la cosa che percepisco è che i bambini sono super curiosi allo stesso modo. E quindi moltissimi miei conoscenti, ma anche operatori teatrali, mi dicono è forte il legame che si vede che crei con i bambini, perché ho un legame forte col mio essere bambino. E il mio essere bambino mi porta a essere super curioso, a giocare a tante cose. Mi ripeto, ma è questa cosa qui, a giocare a tante cose. Come esattamente fanno i bambini. Ecco, una cosa che è cambiata un po', se posso dire, tra i bambini di 25 anni fa e quelli di adesso, è che lo spettro del gioco di quelli attuali è diminuito molto. Mentre lo spettro di quelli di 25 anni fa era apertissimo, i giochi e le possibilità, e quindi anche la fantasia era veramente, non dico a 360 gradi, ma era molto aperto. Quelli di oggi è come se lo spettro si fosse un po' più chiuso, avessero un po' meno colori rispetto a quelli di 25 anni fa. In compenso, penso che il mio nostro ruolo sia rendere quei colori più vividi, però più vividi in modo tale che si possano riconoscere, che i bambini possano riconoscere quelle qualità di colori che hanno all'interno di se stessi. La musica, come si può vedere insomma su internet e soprattutto andando a vedere lo spettacolo, è una componente essenziale, anche perché tu appunto hai fatto studi molto variegati. Musica deriva da arte delle muse, che si intendevano le cose ordinate e piacevoli. Volevo sapere se la vita per essere piacevole e trovare un suo ordine va riempita di arte e se nella scuola possiamo importare l'arte per trovare un nuovo ordine. Sì, intendo dire, la vita per essere piacevole va riempita d'arte, ma incredibilmente, voglio esagerare perché mi piace esagerare su queste cose, non è solo per essere piacevole, la vita se è vita va riempita di arte. Per me è arte anche saper fare il pane e saperlo fare con tutti i criteri di bontà rispetto al fruitore finale. E quindi penso, siccome conosco panettieri artisti in quello che fanno, conosco gente che fa il vino che è artista in quello che fa, quindi non è una condizione di chi fa pittura, di chi fa musica, di chi fa questo, è proprio un approccio all'esistenza. E guarda caso però questi panettieri vanno a teatro, conoscono i pittori,
E quindi c'è proprio un'interdipendenza, è un modo di relazionarsi alla vita l'arte, non è certo una cosa da imparare. Quindi anche rispetto alla scuola, voglio dire una cosa forse controcorrente, la scuola si è sempre fregata, dal mio punto di vista, fregata intendo dire per quando la frequentavo io, quando una cosa diventava una materia. I professori che invece non ti parlavano di una materia, ma dell'esperienza di una materia, ti hanno insegnato tutto. Quindi se l'arte diventa una materia, non si caverà un ragno dal buco. E invece se diventa un approccio alla vita, e io conosco tanti insegnanti che lavorano in questo modo, non solo i bambini la assorbono, perché non è che si insegna arte, no, no, proprio la tirano fuori, perché è inside l'arte, e questo approccio alla vita è dentro, e la tirano fuori, e bisogna trovare quel mentore, che è il tuo insegnante, che noti quello e che tiri fuori quelle cose lì, quei colori lì, lo dicevo prima. Certo, poi in qualche modo completano il senso di educare, no? Che è quello di estrapolare, tirare fuori da ogni individuo quello che di prezioso hai, di unico. Tu scrivi che Pulcetta nel sito, questo l'ho letto, è una ricerca di un proprio posto al mondo, se non sbaglio. Il teatro può essere il proprio posto al mondo? Guarda, per quanto mi riguarda ovviamente sì, ma dico ovviamente perché proprio qualche giorno fa sentivo una piccola discussione in televisione, cioè no, mia figlia vuole fare teatro, c'era un grande attore, mia figlia vuole fare teatro, però sto cercando di consigliarla perché la vita è una vita dura. E io tutti quelli che mi hanno chiesto, ma tu mi consigli di fare teatro? Certo, sì, ti consiglio di fare teatro, è la cosa migliore che ti possa capitare nella vita, la migliore che ti possa capitare nella vita. Poi il resto viene da sé, verrà da sé. La migliore cosa che può capitare nella vita è trovare la tua casa nel teatro, non vuol dire per forza di fare l'attore, ma certamente è un posto dove tirare fuori non dico il meglio di se stesso, tirare fuori se stesso. Benissimo. Allora, dopo questo incontro non servirebbero altre parole per essere portati ad andare a vedere il tuo spettacolo. Comunque voglio anche nominare di nuovo Cosmo Comico Teatro, che è la tua associazione, le tue compagne di viaggio, la costumista Alessia Bussini, se non sbaglio, Sì, sì. Raffaella Chillè, tuo assistente alla regia, e c'è una voce narrante, Marco Continanza. Io non posso fare altro che sperare di vederti al più presto, di ringraziarti e di salutarti. Grazie mille per questo tempo che ci hai dedicato e tutte queste parole. Grazie Valentino. E grazie a tutti voi.